ringrazio anche l'assessore per rispondere a questa IRI di cui vorrei che si capisse ovviamente anche l'intento, perché qui c'è praticamente una situazione su quelli che sono le categorie che vengono vaccinate e monitorate giorno per giorno da quello che è il report che poi compare anche sul sito del governo e del Ministero della Salute. Siccome è cambiata la dicitura dal 20 aprile delle categorie di persone che vengono vaccinate e siccome c'erano dei dati, diciamo, ovviamente molto confusi fino al 20 aprile, dove si diceva che in Friuli Venezia Giulia addirittura quasi 50.000 dosi di vaccini erano somministrate a personale altro che rientrava nella categoria altro rispetto a quelle che sono le categorie invece a cui è stata data priorità nel piano vaccinale. Dopo il 20 di aprile si è fatta, come detto, maggiore chiarezza, sono cambiate un po' le categorie, è cambiato anche sicuramente il numero delle dosi di questi altri soggetti che sono stati vaccinati e noi ovviamente vorremmo chiedere all'assessore, solo per fare chiarezza anche davanti all'opinione pubblica, anche ovviamente davanti alle migliaia di cittadini che aspettano anche mesi per ovviamente avere una dose di vaccino, che ci spiegasse chi sono queste persone e perché vengono ancora catalogate come altro, anche perché nel corso dell'ultima settimana, se è vero che nel 20 aprile, quando c'è stato il cambio di dicitura, come dicevo, si contavano 382 unità, cioè fino a ieri praticamente questo numero è salito a 626. Quindi è anche strano, assessore, che in una settimana noi abbiamo avuto 224 vaccinazioni di persone considerate altre, quando fino al 20 aprile erano 382. Quindi le chiediamo, ove ovviamente possibile e in suo possesso, di poterci fornire queste informazioni per dare una spiegazione ovviamente alla società civile che si sta interrogando anche su questo. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Riccardi. Sì, io colgo l'occasione ringraziando il consigliere Sergo per entrare nel merito di questa vicenda altro, sulle quali credo la Regione Friuli Venezia Giulia possa vantare una conduzione estremamente rigorosa, e tutte le letture che abbiamo avuto sono state chiarite con il Ministero, perché la composizione della voce altro sommata nel sito ministeriale e commissariale è una vicenda che non riguarda noi. Sono state assemblate una serie di voci. Noi siamo tra le regioni che hanno la voce altro più limitata. Quindi nella voce altro del portale del governo si trovano le categorie che vengono registrate dall'Anagrafe Nazionale Vaccini. E queste regole sono regole ministeriali che non trovano correlazione con le categorie del governo. Si è rilevato che l'aumento delle somministrazioni registrate con categoria altro sono essenzialmente dovute alla mancata registrazione della categoria da parte della medicina generale. Ieri è stata rilasciata una versione del sistema di continuità della cura, sistema dove anche i medici di medicina generale possono inserire i dati delle vaccinazioni, che obbliga all'inserimento della categoria. Pertanto da ieri, oggi, dal 27 aprile, questo errore non dovrebbe verificarsi più. Attualmente i casi che risultano ancora attribuiti all'altro sono complessivamente, per quel che riguarda questa regione, e sono corrette, che rientrano alla voce altro del portale del governo, totalizzano 431 e sono così suddivise: detenuti penitenziari complessivi 75, dei quali 31 in Asfo, 9 in Friuli Centrale e 35 in Asugi. Categoria non rilevata 7, 3 Asfo, 3 Friuli Centrale, 1 Asugi. Categoria relativa a pregressa infezione a SARS-CoV-2, totale 349, di cui 3 in Asfo,
66 in Friuli Centrale, 280 in Asugi. Le ho dato i dati complessivi riguardanti prime e seconde dosi in funzione della diversità delle aziende. Quindi la voce altro, se non ricordo male, su alcune centinaia di migliaia di vaccini, assomma 431 unità. Grazie, prego consigliere Cergo. Sì, grazie Assessore, io mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta. C'è questa dicitura dei non rilevati che sono 7 che rimane comunque un punto di domanda, nel senso che non rilevati rimangono fuori, però è chiaro che allora, da una parte ovviamente ha ragione lei, siamo una delle regioni tra virgolette messe meglio e si vede che evidentemente il sistema anche di diciamo, informazione e trasmissione dei dati da noi funziona meglio che altrove. Quello che il dato ovviamente rilevante, c'era questa vaccinazione dei pregressi infetti a SARS che ovviamente aumenta di molto quella che è la percentuale all'interno della voce altro, perché di fatto è la stragrande maggioranza. I detenuti penitenziari, e ovviamente anche questo sarebbe stato bene inserirlo in una delle categorie già previste, però appunto l'intento dell'interrogazione era proprio quello di far capire che alla voce altro c'è ovviamente una spiegazione. Quindi noi rimaniamo con questi 7 che non si è capito bene chi siano o perché siano stati vaccinati, ma come detto ovviamente la ringrazio per aver fatto chiarezza. Andremo in procura anche questa, Sergo. Vabbè, questo lo valuterà la procura, non è che posso sempre dire io alla procura di fare qualcosa, ma non è questo il punto. Io, come ho detto, se fossero 7, se fosse 1, se fossero 10.000, è un problema poi ovviamente che va valutato. Non era sicuramente quello l'intento dell'interrogazione. Abbiamo fatto chiarezza sulla famosa dicitura altro e io l'ho ringraziata per questo.